Passeggeri, bentornati a bordo. La crociera della musica, arte e cultura continua la sua navigazione verso le ultime tappe del nostro viaggio. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Siamo partiti da Civitavecchia, poi abbiamo toccato Palermo e da lì verso Ibiza, Valencia e Marsiglia ed infine tappa Genova. Un viaggio nel Mediterraneo unico nel suo genere. La crociera è un momento di svago, ma anche di socialità, ed i nostri amici con cui stiamo viaggiando lo sanno bene. Molti si conoscono da anni, molti si sono incontrati per la prima volta, ma ora tutti non vedono l'ora di trascorrere del tempo insieme, che sia per assistere agli spettacoli, per vivere qualche momento di relax a bordo piscina o anche per vedere le partite in TV. Gli alfieri di questa nostra crociera sono però gli artisti che viaggiano con noi, che ogni giorno ci accompagnano in un viaggio nel viaggio. La crociera della musica, arte e cultura napoletana ai cantanti, comici, attori o divulgatori che si sono susseguiti negli anni ha infatti chiesto sempre una sola cosa: esportare il sapere partenopeo, facendolo conoscere a chi lo incontra per la prima volta o condividendolo con quanti lo vivono come il filo conduttore della propria vita. Io l'avevo detto il primo giorno che saremmo diventati tutti una grande famiglia ed effettivamente è così. Oggi abbiamo fatto un gioco meraviglioso in cui, devo dire, al di là dello scherzo e del divertimento, la gente è disposta a mettersi a nudo, quindi a mostrare una parte di sé di cui magari qualcuno, sai, ha un po' la timidezza, eccetera. Invece questa è la bellezza, il fatto di sentirsi un tutt'uno con gli altri ospiti. Secondo me qualcosa che sta riuscendo. Ci stiamo veramente emozionando tanto, dobbiamo dire. La crociera della musica, arte e cultura napoletana dura 7 giorni, ma tra tappe nelle varie città, momenti unici come la visita al Parlamento siciliano, concerti e lezioni in napoletano, certe volte anche poche ore sembrano in realtà giorni, e non fraintendetemi, non nel senso negativo, quello del tempo che non passa mai, bensì in quello del tempo che sembra ricalibrarsi, permettendo di fare così tanto in così poco tempo. Una settimana favolosa. Ora è chiaro, sarebbe banale che io facessi l'esegesi della crociera, ma io ci ho sempre creduto. Se poi la crociera si sposa con la musica napoletana è il massimo. Crociera vuol dire non rifare mai la valigia, visitare 7 città in 7 giorni senza mai rifare la valigia, scendendo fresco e riposato con una bella doccia e ogni sera gli spettacoli. A Medio Corella, tra le altre cose, ha fatto l'Accademia della Lingua Napoletana e abbiamo fatto test di ingresso e test finali, divertentissimo. Ogni pomeriggio abbiamo fatto le nostre accademie e poi ho avuto la fortuna di fare da spalla a Francesco Procopio. Per me una cosa che non dimenticherò mai, un comico naturale. Anche quest'anno, come ormai da 16 edizioni bis, l'amicizia, il divertimento e la cultura sono state le conduttrici della crociera. È un'occasione particolarissima. Ripeto, noi abbiamo la fortuna di fare questa avventura fantastica da diversi anni, però guarda, ogni volta è come se fosse, sembrerà scontato, ogni volta è come se fosse un po' la prima, perché comunque passa un anno e rivivi tutto quanto da capo. Io amo la crociera tantissimo, quindi mi piace proprio un sacco pensare di essere sul mare, scendere ogni giorno e vivere delle diverse città, delle diverse cose. Poi ogni sera si canta e noi chiamiamo la musica, va benissimo. Ogni momento del nostro viaggio riesce a regalare un momento unico e scoprire legami nei momenti e nei posti più impensabili, come il cameriere di un bar dove ci eravamo fermati a Marsiglia poco dopo essere arrivati. Entriamo nel locale e neppure a volerlo fare apposta la musica che risuonava era quella di Pino Daniele. Alla domanda se fosse una scelta voluta o meno, la risposta fu quella delle più inattese. Certo che è voluto, mia nonna era di Gragnano. Ecco, vedete, Napoli, la sua provincia, ma l'intera Campania, davvero la si può ritrovare in tutto il mondo e c'è chi da oltre 20 anni lo sa bene. Di chi stiamo parlando? Beh, continuate a seguirci e lo scoprirete. Ci vediamo allora nella prossima puntata.